Eder, Mech, Pallister. Non mi interessa nulla di questa cosa, cioè del fatto che Liliana possa aver abortito, che il figlio possa essere stato di Claudio. Non mi interessa nulla di questa cosa, non ha niente a che vedere con i reati, è al di là di quello che io ritengo doveroso da parte nostra. Per il momento non ci sono novità, aspettiamo che i nostri consulenti di capacità indiscussa a livello internazionale facciano il loro lavoro. A che punto siamo con la nuova autopsia? Di solito vengono chiesti e ottenuti 90 giorni. Adesso non ricordo in caso concreto se ne ha chiesti di più o di meno, ma lo standard è questo. Per il momento non ci sono novità, noi abbiamo dato la parola alla scienza, abbiamo un'equipe di consulenti di capacità indiscusse e di vaglio internazionale, aspettiamo che facciano il loro lavoro. Claudio Sterpin ha sempre negato di sapere di questa gravidanza, forse anche per un fatto di delicatezza verso le figlie, ma io so che nei 40 anni di frequentazione la relazione sua con Liliana non era mai stata platonica, ma era sempre stata ben altro. Dico sicurissimamente no, perché in quel periodo io Liliana non la frequentavo perché avevo un'altra, appunto. Posso assolutamente smentire. Tutto là. Io in quel periodo sono sicuro, mi ricordo benissimo, ho conosciuto mia moglie il 1° luglio, proprio il 1° luglio del 90. Sicurissimo. E per mettermi con mia moglie ho interrotto un rapporto che avevo con un'altra donna modenese. Io ero impegnato con un'altra donna in quel periodo sentimentalmente. Io con Lili non ci siamo mai persi di vista, l'ho sempre detto, anche e soprattutto a livello di amicizie. Io in quel periodo sicuramente non andavo con Liliana, anche se ci sentivamo, ripeto, io l'ho detto e l'ho ripetuto, fra di noi i rapporti si sono avvicinati e riallontanati negli anni più e più volte. Sebastiano sapeva tutto? A questo punto potrei dire di sì, perché se fa queste affermazioni, ma come mai fino all'altro ieri diceva che non era vero, che mi sono inventato tutto? Cosa mi sono inventato se dopo mi dice che 30 anni fa ho messo incinta quella che diventava sua moglie? Oh, ma che idiozie? Di che idiozie stiamo parlando? Della gravidanza di Liliana probabilmente con Sterpin l'avevo detto la sera stessa che Quarto Grado parlò di segreto, questa notizia mi veniva da fonti dirette, ma la vera novità è che Sebastiano quindi sapeva. Mia sorella e Claudio Sterpin da sempre hanno avuto una relazione speciale che con alti e bassi si è trascinata negli anni, fino agli ultimi tempi. Questo ormai si può considerare un dato certo, nonostante il marito Sebastiano continui goffamente a negare. A Sebastiano viene posta una domanda inerente alle gravidanze possibili di Liliana anche durante una sit. Non ho mai avuto figli con lei, però Liliana un paio d'anni dopo che ci siamo conosciuti era rimasta incinta e aveva abortito. Il figlio non era mio e lei non mi ha mai voluto dire chi fosse e non ne abbiamo più parlato. Mi ha chiesto solo di perdonarla, io l'ho perdonato. Era il primo periodo in cui ci frequentavamo, ma io stavo ancora a casa con mia moglie. Ci vedevamo nel weekend, ricordo che quella notte eravamo in macchina, lei aveva già preso l'appuntamento, abbiamo trascorso insieme la notte e poi l'ho accompagnata in ospedale. Che io sappia non l'ha mai confidato a nessuno oltre me, nemmeno a colui che l'aveva messa incinta. Non abbiamo più voluto parlare. Bisogna rispettare una donna, bisogna rispettare qualsiasi donna nelle sue cose, capisci? Quindi tu sapevi che il figlio era di Sterpin? Non lo so, no? A distanza di tempo non lo so io. Lili non mi ha mai detto niente, cioè non è che mi ha detto in maniera esplicita e di questo o di quello, cioè, sono cose che io non ho mai chiesto e lei non mi ha mai detto, ne abbiamo mai parlato. Liliana Resinovic rimase incinta del suo amico Claudio Sterpin e il marito Sebastiano Visintin la accompagnò ad abortire. Emerge da un'intercettazione ambientale in cui lo stesso Visintin parla con una persona e racconta questo episodio avvenuto fra il 1990 e il 91, quando lui e Liliana erano già insieme.
Questo elemento, valutato con le ulteriori evidenze di indagine, come il fatto che Visintin sapesse, come da lui dichiarato pubblicamente, che la moglie andava a stirare le camicie a Claudio, fa capire che Sebastiano non poteva non sospettare di una frequentazione di Lilli con Claudio. Nell'intercettazione telefonica relativa a un colloquio del 5 marzo 2022, una persona chiede perché i coniugi non avessero avuto figli e Sebastiano Visintin racconta l'episodio passato di Liliana, rimasta incinta non di lui, ma verosimilmente di Claudio Sterpin, e che molto probabilmente il potenziale papà non era a conoscenza del fatto. Liliana avrebbe confessato a Visintin, che era già suo compagno, di essere incinta e quest'ultimo l'avrebbe accompagnata in ospedale per abortire, come testimonierebbe la documentazione sanitaria contenuta negli atti. Dunque, Sebastiano non poteva non sospettare di una frequentazione di Lilli con Claudio. Anche la qualità e la quantità dei contatti intercorsi tra i due, ovvero tra Liliana e Claudio, che ci consegna la consulenza informatica, va in questa direzione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.